Introduciamo l'incontro di questa sera, il terzo appuntamento della rassegna dei venerdì letterari dedicati agli scrittori veneti tra 8 e 900. Stasera abbiamo una grande esperta, una grande figura tra le maggiori nel panorama accademico italiano, Clelia Martignoni, che di Piovene ha curato per la collana dei Meridiani 2 volumi dedicati alle opere narrative di Piovene. Quindi siamo davvero molto felici di averla invitata qui a Bassano, che abbia accettato di essere qui con noi. Ha insegnato letteratura italiana contemporanea all'Università di Pavia, ha curato, come ho detto, i Meridiani Mondadori di Piovene, condirige un'importante rivista letteraria, Strumenti Critici, precedentemente era stata diretta da Corti, da Isella, da Seger, quindi grandi nomi sicuramente della cultura italiana. Ha diretto Quaderni dell'Ingegnere, rivista gadiana fondata nel 2001 da Dante Isella, è componente dei comitati scientifici dell'edizione nazionale delle opere di Gabriele D'Annunzio, di Grazia Deledda e di Luigi Pirandello. Quindi siamo sicuramente ai più alti livelli del panorama nazionale. Quindi siamo molto felici che sia qui con noi. Vi ricordo che la settimana prossima avremo un altro incontro dedicato, sempre venerdì, a un altro grande scrittore. Ci spostiamo in pieno Ottocento e sarà un incontro dedicato alle confessioni di un italiano, di Ippolito Nievo, e poi sulla sedia credo abbiate trovato altri appuntamenti della settimana. Quindi grazie ancora alla professoressa e a tutti voi. Grazie dell'invito alla biblioteca e al dottor Pagliantini. Si sieda pure qui, così mi tiene compagnia. No, deve lavorare. Allora, dunque, siamo qui per parlare appunto di questa figura molto complessa, diciamo, molto tormentata e molto contraddittoria di Guido Piovene, della sua esperienza pure abbastanza travagliata. Questo vicentino aristocratico, un'aristocrazia di provincia, però certamente diciamo nobile, colto, sottile, anche, come vedremo, come spero di riuscire a raccontarvi, vissuto tra non poche contraddizioni. La carriera di Guido Piovene ha suscitato poco più di 10 anni fa un certo interesse da parte della critica e da parte del pubblico, perché c'è stato nel 2007 il centenario della nascita, con importanti convegni, importanti iniziative, eccetera. Però diciamo subito che Piovene, scomparso nell'ormai lontano 1974, è nato appunto a Vicenza nel 1907, non è tra gli scrittori del Novecento più presenti ai lettori, al di là naturalmente dei circuiti di lettori fedeli, appassionati, e al di là anche dell'interesse critico che ha suscitato. Il discorso comunque di una certa dimenticanza di figure letterarie consistenti della metà del Novecento in particolare, non vale solo per Piovene. Non è solo Piovene uno scrittore un po' dimenticato e oggi, correggetemi se sbaglio, in generale poco letto, molto poco letto, ma è un discorso che vale per moltissimi scrittori e letterati novecenteschi. E questo a causa del mutamento culturale epocale che c'è stato negli ultimi decenni, dagli anni 70 e 80 in avanti. Un mutamento culturale che ha cambiato decisamente e radicalmente, diciamo, gli orizzonti e gli scenari della cultura
e gli assetti della comunicazione, no? Nata l'era di internet, una civiltà diversa, molto fondata sull'immagine, che ha anche diciamo emarginato la cultura letteraria. Molta della cultura letteraria è stata dimenticata e ha anche modificato molto l'approccio e gli orizzonti della lettura. Si legge molto meno, anche i giovani leggono molto meno, e quindi molte figure pure consistenti del nostro Novecento, come è stato senza dubbio Guido Piovene, escono dagli orizzonti culturali diffusi e dalla fortuna anche editoriale. Eppure Piovene ai suoi tempi è stato uno scrittore molto presente anche sui giornali, perché è stato anche un grande e brillante giornalista e saggista, che ha lavorato in particolare su alcune delle testate nazionali più note molti anni, dagli anni 30, 35, 36 in avanti, al Corriere della Sera, dove appunto che è tuttora una delle testate nazionali più influenti, più importanti, e dove Piovene ha scritto moltissimo. E poi ha collaborato a moltissime riviste, eccetera. Negli ultimissimi anni ha collaborato poi anche alla Stampa di Torino, pure un giornale molto diffuso, anche se ovviamente meno del Corriere, e negli ultimissimi anni ha compartecipato alla fondazione del Giornale Nuovo di Montanelli, ma qui la sua collaborazione è stata pochissima, perché poi è sopraggiunta la morte nel 1974, appunto, dopo una lunga e stressante e molto dolorosa malattia neurologica. Ma conviene appunto cercare di ricordare alcuni tratti della sua esperienza biografica e culturale, anticipando subito che non è ben chiaro, è difficile da stabilire se sia stato più grande il Piovene narratore e romanziere, di cui parleremo, o il Piovene saggista e giornalista, di cui pure cercheremo di parlare. Le due attività sono state integrate tra di loro in Piovene e ci sono stati molti scambi tra l'attività del saggismo e del giornalismo e l'attività della narrazione, in particolare del romanzo. Molta vicinanza tra queste due aree. Addirittura qualcuno pensa che le sue pagine migliori Piovene le abbia scritte in quanto saggista, e qui voglio citare le due opere a mio parere principali. Ha pubblicato moltissimi volumi di saggi, anche critici, alcuni interessanti ma meno significativi, io credo, e moltissimi volumi di ambito giornalistico di grande interesse. I due principali sono I viaggi in Italia, che quindi è un reportage di viaggi uscito nel 1957, molto al passo con i tempi, perché era nato da un lungo percorso in macchina con la moglie. Piovene non guidava e delegava la guida alla moglie, che era un personaggio anche molto brillante della Roma e poi della Milano mondana e dell'Italia, Mimì Pavia. Entrambi erano reduci da precedenti matrimoni e si sono sposati nel 1950 con un matrimonio che è stato
molto felice che ha illuminato, diciamo, la seconda parte della vita di Piovene. Allora, alla guida Mimì, come in Italia, come poi sarà negli Stati Uniti, come poi sarà in Francia, dove Piovene ha lungamente soggiornato, la cultura francese saggistica e narrativa era molto legato. Con Mimì alla guida, Piovene ha compiuto per anni pazientemente e molto puntualmente un lungo viaggio per tutta l'Italia, questo viaggio in Italia che però, dicevo, al passo con i tempi, perché è stato concepito inizialmente negli anni 50 come trasmissione radiofonica ed è stata una delle più intense, più belle e più apprezzate trasmissioni radiofoniche. Dobbiamo pensare alla RAI degli anni 50, quindi a una RAI pionieristica ma di grande qualità, che poteva trasmettere ancora a puntate questa lunga serie attraverso la voce non di Piovene ma di uno speaker, questa lunga serie di vagabondaggi italiani pieni di considerazioni artistiche, culturali, ma anche sociali sull'Italia del boom, no? Sull'Italia del boom. Questo è stato uno dei testi migliori che la RAI abbia trasmesso e se voi guardate sul sito delle teche RAI, no? Su questi importantissimi documenti che sono stati conservati nelle teche RAI, è riprodotto, si può ancora sentire per intero il viaggio di Piovene in Italia, che ha ancora, diciamo, un fascino molto forte anche per noi di lettori, diciamo, ascoltatori di oggi. Allora, da questo reportage radiofonico, insisto sulla novità per l'epoca, naturalmente dobbiamo arretrare mentalmente a quel che era l'Italia degli anni 50, ripeto, anche l'Italia del boom, no? Quindi uno sguardo nuovo su un'Italia nuova che stava faticosamente rinascendo dopo il disastro della guerra. Ed è accompagnato ora nelle teche RAI, nei siti delle teche RAI, da una cartina diciamo che ci segnala tutte le tappe del viaggio di Piovene, che partiva da Bolzano, dal nord, per attraversare appunto tutta l'Italia con uno sguardo analitico e abbastanza straordinario, perché cercava di inglobare tutti i fenomeni artistici, culturali, letterari, gastronomici anche, ma anche i temperamenti degli abitanti dei vari luoghi. Cercava di catturare il genius loci. Poi ci sono qui delle citazioni che leggeremo, dove si capisce proprio la finezza, la sottigliezza, l'intelligenza dell'osservatore piovene di fronte ai luoghi, alle città, alle regioni. Il viaggio era proprio articolato per regioni. Dunque una figura anche molto innovativa. Questo è il volume di viaggi che desidererei ricordare di più. Poi c'è un'altra, insieme con tante altre cose, però c'è un'altra raccolta di saggi di grande rilievo che rappresenta, insieme con Viaggio in Italia, il miglior piovene saggista, e si chiama Idoli e ragione. Idoli e ragione, già il titolo, come vedete, è ossimorico e rappresenta molto bene le contraddizioni di Piovene, il suo tenersi faticosamente in equilibrio tra la zona irrazionale, no? degli idoli, il mito
il mito di tante cose anche irrazionali, anche valori naturalmente, e la ragione, il tentativo di equilibrare e compensare tutto questo con l'esercizio della ragione. Idoli e ragione è un volume che raccoglie molti scritti della sua ampia produzione giornalistica o in riviste, gli scritti più intensi di letteratura, ma anche di moralità, di riflessioni morali, di riflessioni personali, e che Piovene aveva preparato negli ultimissimi anni della sua vita, che ha lasciato pronto e che è stato pubblicato, quindi è una raccolta d'autore, ci tengo a sottolinearlo, non è un'operazione fatta da altri, che ha lasciato pronto e che è stato pubblicato però subito dopo la sua morte, quindi è del 75. Questi secondo me sono i due punti più scintillanti della sua produzione saggistica, e alcune pagine sono effettivamente esemplari. Però poi parleremo anche dei romanzi, che non sono pochi e sono talora, sono molto interessanti, però talora molto faticosi, si leggono diciamo con più inceppi e inciampi di quanto non si legga la più nitida produzione saggistica dei maggiori livelli. Però ripercorriamo un pochino la sua biografia, che è una biografia di grande interesse, che è segnata da alcuni fatti diciamo fondamentali e nevralgici, uso questa parola, spinosi veramente, e abbastanza sconvolgenti, che cercherò appunto di illustrarvi. Allora, Guido Piovene era discendente da due nobili casate venete, e figlio unico, nasce nel 1907, l'abbiamo già detto, del conte Francesco Piovene di Portogodi e della nobile Stefania di Valmarana, quindi due grandi famiglie nobili che si uniscono. Allora, lui vive l'infanzia a Vicenza, nel palazzo di famiglia, che racconta anche in qualche suo romanzo, e questa infanzia vicentina è intervallata da soggiorni nella casa nella villa molto bella di una prozia nei dintorni di Vicenza, dintorni che sappiamo essere bellissimi, no? Come anche la stessa città di Vicenza è molto bella, guardarla poi con gli occhi di Piovene è ancora più bella, si capisce ancora più a fondo, no? Comunque questa infanzia vicentina trascorsa tra la città e la campagna è stata condizionata dalla austerità bigotta del nonno, di cui lui porta, il nonno paterno di cui lui porta il nome, Guido, questo nonno molto amato ma molto bigotto, un po' avaro, eccetera, ma anche da una distrazione dei genitori nei suoi confronti, no? I genitori erano mondani, spesso assenti, e in particolare era forte ma problematico il rapporto con la giovane madre, questa bellissima Stefania di Valmarana, molto elegante, molto inquieta, molto capricciosa, che aveva un rapporto molto intenso ma complicato con il figlio. Questo ambiente familiare, su cui vi ho detto due parole, è un ambiente familiare molto complesso, dove ci sono relazioni difficoltose,
E queste relazioni, queste figure dei parenti, di tutti i parenti, non solo madre, padre. Madre è ricordata tantissimo, il padre molto poco. Si tace sulla figura del padre perché c'è un legame così, intanto perché la figura è più debole, ma poi c'è un legame così forte con la figura della madre che mette in ombra la figura paterna. Poi intorno ai familiari c'è un corteggio di governanti, servitori, anche questi molto presenti nelle opere di Piovene. I luoghi, gli oggetti di casa sono molto presenti tutti nelle opere narrative di Piovene, sono riconoscibilissimi. Così come il paesaggio, che diventa proprio un paesaggio, personaggio. Questo Veneto, come dire, che lui sente come una terra molto dolce. Adesso la percezione del Veneto credo che non sia più così, perché oltretutto è stato trasformato radicalmente. Quello era un Veneto ancora intatto, no? Dolcissimo, come dire, suadente, anche un po' ingannevole nella sua dolcezza, e chimerico, no? Che si apriva ai sogni, alle fantasie, e su cui Piovene connetteva anche molto al paesaggio veneto la grande eredità di Palladio, così attivo oltretutto a Vicenza, siamo alla Basilica Palladiana ovviamente, ma anche nei dintorni, nelle splendide ville palladiane. Ecco, questo paesaggio, personaggio, questa cultura cattolica di fondo lasciano delle tracce fortissime sia negli scritti narrativi sia negli scritti saggistici, in un sistema, sottolineo, quasi ossessivo di temi chiave e di immagini chiave. Piovene narratore è uno scrittore quasi ossessivo che ritorna continuamente a questi temi, al ricordo dell'infanzia, al ricordo dei parenti, al ricordo dei familiari, dei servitori, al suo Veneto dolce e un po' ipocrita, molto sensuale, eccetera. Allora studia nel Collegio dei Barnabiti di Lodi, di forte impronta cattolica, e quindi li rafforza questo fondo cattolico. Poi prosegue gli studi al liceo per 2 anni e li finisce a Milano, dove la famiglia si è trasferita dal 1923. Poi si laurea alla facoltà di lettere, di quella che allora si chiamava la Regia Università e che diventerà in seguito la futura Università Statale di Milano. Si laurea nel 1929 in estetica con una grande figura di critico, forse anch'esso, ahimè, purtroppo dimenticato, secondo il discorso di prima, Giuseppe Antonio Borgese, ben caro ai letterati ma un po' dimenticato, e stabilisce una stretta amicizia con vari compagni, tra cui il compagno di corso di studi Eugenio Colorni, di famiglia ebraica, che si laurea in filosofia, fortemente antifascista e allora vicino al movimento di giustizia e libertà. Questa figura è una delle figure più significative e che ha con Piovene un rapporto estremamente complesso, e quindi ritornerà nel nostro discorso per forza. Esordisce subito nel giornalismo dal 1926, Piovene è un ragazzo molto riservato, molto schivo ma molto determinato e ambizioso, e arriva
presto, come vi ho detto, a scrivere prima da piccoli giornali, neanche tanto piccoli, l'Ambrosiano, ma insomma credo che non vi dica nulla, arriva nel 1935 a scrivere su Corriere della Sera. Voglio ricordare che nel quotidiano L'Ambrosiano, ovviamente di Milano come dice il nome, e che era anche molto diffuso all'epoca, ha pubblicato nel 1931 degli scritti con delle velenose punte antisemite, e qui entriamo in un problema delicatissimo per Piovene, che ha aderito al fascismo, ha preso la tessera del partito nazionale fascista nel 1935, ma che si è spinto anche più in là, diciamo, e che ha lasciato alcuni scritti antisemiti, alcune punzecchiature, ma anche degli scritti antisemiti più gravi. Questi scritti antisemiti del 1931 provocano la rottura con l'amico Colorni, che era una figura, diciamo, al contrario di Piovene, era l'immagine del rigore, una figura adamantina. Poi fu confinato a Ventotene, scappò dal confino di Ventotene insieme con altri celebri antifascisti e fu ucciso nel 1944 a Roma per un tranello in cui qualcuno sospetta che ci fosse come dire, la presenza di qualche parola di troppo, di qualche informazione di troppo del grande amico Guido Piovene. E quindi questo è uno degli episodi sconvolgenti e non ben noti di cui vi dicevo prima. Questo grande amico con cui rompe i rapporti in seguito a questi scritti un po' caricaturalizzanti, antisemitici del 31, con cui riprende i rapporti negli anni della guerra, si ritrovano a Roma, si riappacificano. In quegli anni Piovene si sposta, incomincia a spostarsi verso simpatie di sinistra, tant'è vero che negli ambienti letterari veniva chiamato ironicamente, scherzosamente, ironicamente il Conte Rosso, e in quel contesto di avvio della resistenza, a cui in qualche modo partecipa, non certo come l'amico Colorni che si espone in prima persona, eccetera, eccetera, che patisce il confino, che poi viene ammazzato nel 1944, in quella Roma riprende i rapporti con Colorni, con Eugenio Colorni, si riappacificano e poi c'è questo oscuro e terribile episodio dell'uccisione di Colorni. La figura di Colorni anche lascia una traccia indelebile nella narrativa di Piovene, così come questi trascorsi antisemiti vengono ad un certo punto ripresi e resi pubblici da una figura di intellettuale ebreo, Luzzatto, nel 1962, e poi dal libro di Ruggero Zangrandi, un libro molto intenso di questo intellettuale molto tormentato, Ruggero Zangrandi, molto amico in giovinezza di Vittorio Mussolini, del figlio, uno dei figli appunto di Mussolini, di Benito Mussolini, e
esponente, Zangrandi, come altri intellettuali, di una specie di fascismo di sinistra, no? Fascismo rivoluzionario, fascismo di sinistra, che poi dopo durante la Resistenza, nel corso della guerra e subito dopo, durante la Resistenza, subito dopo, diciamo, converte a ideali di sinistra e comunisti, e allora racconta, pubblicandolo prima nel 1948, poi in edizione molto ampliata e rinnovata nel 1962, il lungo viaggio attraverso il fascismo, non solo di Ruggero Zangrandi, ma di altri giovani intellettuali nati durante il fascismo e formatisi, nati magari prima, ma formatisi intellettualmente, culturalmente durante l'epoca fascista, e che subito non respinsero il fascismo, anzi militarono addirittura nel fascismo, magari con queste posizioni, cercando di conciliare delle idee sociali con la fede fascista, che indubbiamente c'era in costoro, poi all'epoca, è un'epoca più avanzata, l'epoca della guerra civile di Spagna, che ha aperto gli occhi a molti intellettuali, giovani intellettuali fascisti. È il caso vi cito Elio Vittorini, è il caso di Romano Bilenchi e altri che hanno abbandonato il fascismo per militare a sinistra. È il caso anche di Ruggero Zangrandi, non è il caso di Piovene, non è il caso di Piovene. E dunque ci fu questo spostamento di alcuni intellettuali già fascisti, di un fascismo di sinistra, ripeto, che hanno poi sconfessato questa fede fascista, facendo una sorta di esame del proprio percorso e del percorso della propria generazione. Il lungo viaggio attraverso il fascismo di Ruggero Zangrandi è un libro esemplare, è stato studiato anche da storici vicentini come Camurri, non so se qualcuno di voi lo conosce, cioè, è stata fatta un'analisi molto seria, così come, perché era un fenomeno generazionale, il povero e tormentato Zangrandi poi alla fine della sua esistenza morì tragicamente suicidandosi, perché diciamo una vita troppo tormentata evidentemente. E ha ripreso il tema non solo della generazione che ha attraversato il fascismo e di tutto il rapporto molto complicato, molto insidioso, intellettuali e potere, intellettuali e dittatura, intellettuali e fascismo in Italia, ma sono discorsi anche diffusi in tutta Europa, no? Come sappiamo, intellettuali e nazismo, eccetera, eccetera, tutte queste implicazioni così delicatissime e talora distruttive. Ha ripreso il discorso in anni abbastanza recenti Sandro Gerbi, uno storico di notevole spessore, che ha scritto sul rapporto in generale su questo problema. In particolare ha rimesso a fuoco questo complicatissimo e doloroso rapporto, sconvolgente, no? Direi, rapporto Colorni-Piovenne in un suo libro abbastanza recente, molto noto, Tempi di malafede. Tempi di malafede. Ecco, questo per dirvi che questo nodo, no? E anche il complesso di colpa che entra per forza, no? Per forza, anche se viene camuffato dentro la coscienza di Piovene,
se si è reso responsabile di questa infamia, altro che complesso di colpa, non basta il complesso di colpa, però Piovene resta in ogni caso abbastanza travolto. Ne resta travolta in verità anche la sua carriera di narratore, di cui dirò adesso qualche parola e poi ci torneremo. E in che modo? Ve lo dico in breve, no? Allora, Piovene come narratore, vi ho già parlato brevemente della produzione saggistica, che si distingue, vi dico subito, rispetto alla produzione, cerco di essere sintetica perché potrei parlare per ore di Guido Piovene, ma naturalmente non è il caso. Si distingue la produzione saggistica, di cui prima vi ho citato due vertici, che vi invito io vi invito a rileggere Il viaggio in Italia, che è qui nella vostra biblioteca, anche se mi diceva Stefano Pagliantini, attualmente in prestito, che è un buon segno, è un gran buon segno. Allora dicevo, ho citato i vertici, Il viaggio in Italia e Idoli e ragione, ma ci sono altri libri molto belli della produzione saggistica, ma limitiamoci ai dati essenziali. La produzione saggistica si distingue rispetto a quella narrativa di cui adesso darò alcune coordinate essenziali, si distingue per la limpidezza. Voi avete capito da ciò che abbiamo detto che la limpidezza non è una delle qualità, come dire, connotanti di questa personalità così inquieta, così ambigua, diciamolo pure, di Piovene. L'ambiguità di Piovene, oltretutto, lui l'attribuiva anche, qui torniamo alle cose che dicevo prima del paesaggio veneto, di cui forse non si è capito bene il senso, lui l'attribuiva anche, la vedeva anche raffigurata nel paesaggio veneto, no? Questo paesaggio appunto orientaleggiante, perché proteso verso l'Oriente, eccetera, eccetera, no? Venezia porta verso l'Oriente, la porta verso l'Oriente, e seducente, inquieto e ingannevole. Però e lui anche associava a questo anche la figura del narratore fine 800, primi 900, Antonio Fogazzaro, che era anche in qualche modo imparentato con la sua famiglia. Sapete, anche Fogazzaro di famiglia nobile, eccetera. Anche Fogazzaro vicentino, e anche Fogazzaro, un narratore piuttosto tormentato, anche in conflitti religiosi, eccetera, eccetera. Va bene. Lui assimilava se stesso all'inquietudine di Fogazzaro e all'inquietudine che emanava dal paesaggio veneto. Ora, probabilmente proiettava la propria inquietudine sul paesaggio veneto, traendone quasi una giustificazione, no? Ecco, come se lui fosse condizionato nella sua inquietudine e ambiguità da un paesaggio che classificava come ambiguo, perché fin troppo dolce, in questo senso ingannevole, non rigido ma fin troppo dolce. Naturalmente era una sua proiezione e un suo tentativo di giustificare in questo modo le sue proprie ambiguità, no? Allora, vedete, lo stesso viso di Piovene forse suggerisce in parte questa difficoltà che lì potete vedere, suggerisce in parte una difficoltà di comprensione, no?
con questo sorriso che non è un sorriso, non è propriamente un sorriso, questo mezzo sorriso, questo bel viso con occhi, però un viso forse un pochino inquietante, no? Non un'espressione troppo aperta ed esplicita, un'espressione morbida. Allora, dicevo, due parole sulla narrativa per capirci e poi leggeremo alcuni passi per capirci ancora meglio. Nel 1931 esce il suo primo libro, che è un libro di racconti piuttosto sognanti, fantastici, eccetera, diciamo non di tipo propriamente realistico. Si chiama La vedova allegra, pochissimi lo conoscono, esce a Torino. Il libro è recensito con forte consenso dal suo maestro Borgese, antifascista Borgese, che poi lascia l'Italia per vivere la sua vita negli Stati Uniti proprio per ribellione al fascismo. È uno dei pochi che non firma, non aderisce al Partito Nazionale Fascista e quindi è uno dei pochi professori universitari che deve lasciare in ogni caso la cattedra perché non aderisce al Partito Fascista. La vedova allegra, diciamo, è un libro che nonostante il consenso della critica più importante passa abbastanza inosservato. Invece ha un notevole successo nel 1941, il primo romanzo, forse il successo più grosso di Piovene. È un primo romanzo abbastanza sconvolgente, è molto complicato, e cominciamo ad entrare nella mente inquieta di Piovene. Si chiama Lettere di una novizia, ed è infatti costruito con un gusto certamente rétro, ripescando nella grande narrativa francese del Settecento. È tutto costruito, soltanto costruito su lettere, no? Lettere di una novizia. La storia è comunque complicatissima. Se ne trasse un film di Alberto Lattuada, che fu anche che ebbe anche un certo successo di pubblico, eccetera, ma molto più avanti, nel 1960, un film di Alberto Lattuada che puntava sugli aspetti erotici che nel libro erano accennati ambiguamente più che esplicitamente, e invece naturalmente nel cinema vengono esplicitati in modo più forte per ragioni anche di cassetta, come dire. Allora, è ambientato a Vicenza e dintorni, come sempre i romanzi di Piovene. Questo è un fondale fisso di grande fascino, no? Che Piovene racconta realisticamente, ma anche trasfigura, e comunque di cui non può liberarsi di quella Vicenza, di quella famiglia, di tutte le complicazioni sentimentali, eccetera. Il romanzo racconta attraverso queste lettere, non c'è altro, c'è solo lo scambio di lettere, e ci spieghiamo poi perché. Racconta la storia molto ambigua, già rispecchia svela tutte le ambiguità di Piovene, di questa novizia Rita Passi, di nobile famiglia, eccetera, eccetera. La famiglia è sempre più o meno la stessa, la madre della novizia che non si sa, non si capisce se vuole o non vuole fare monacarsi, diciamo, fare la suora, perché è tutto un intrico di verità non dette, di smentite, di colpi di scena, di sorprese, non si capisce.
non si vuole, non si deve capire, l'ambiguità regna sovrana. Allora la madre di Rita, con cui lei ha un complicatissimo rapporto di eccessiva confidenza anche sugli amori della madre, sull'amante della madre, sugli spasimanti, eccetera, eccetera, la madre di Rita è certamente una controfigura costruita sulla madre di Guido, no? Allora, il nodo tematico di fondo è: Rita vuole o non vuole diventare monaca? Ma il clima culturale è quello recuperato da un trattato secentesco molto sottile, molto complicato, di Torquato Accetto, che si chiamava La dissimulazione onesta e che fu riedito da Croce nel 1928. Che cos'è la dissimulazione onesta? È fondamentale spiegarlo perché ci fa entrare in un tema perpetuo di Piovene, no? E cioè sosteneva nel 1641 in questo trattato Torquato Accetto che in epoche difficili anche di asservimento politico-ideologico, come senz'altro fu nel Seicento italiano, e adesso siamo nell'epoca fascista quando viene scritto il libro, 1941 viene edito, è apprezzabile per l'uomo onesto, questa è la dissimulazione onesta, ricorrere alla dissimulazione, ossia non alla menzogna, ma ripararsi dietro il tacere, diciamo, ciò che non conviene dire, no? Allora, Torquato Accetto lo usa in senso difensivo, usa questo concetto in senso difensivo della moralità della persona onesta. Piovene lo usa anche un po' diversamente, e cioè si instaura nelle relazioni non necessariamente legate al tema della tirannia o della dittatura, eccetera, eccetera, ma forse allegoriche anche di quello, non ce lo dice, possiamo domandarcelo, si instaura anche nelle relazioni comuni, nelle relazioni affettive, nelle relazioni quotidiane che possiamo avere, una sorta di diplomazia onesta, per cui si tacciono le verità sgradevoli e si dice pietosamente, anche il tema della pietà è centrale in Piovene, ma come vedete è tutto molto complicato e ambiguo, per pietà, per non ferire l'interlocutore, si possono anche dire cose non vere. Questo non è mentire, ma è dissimulare onestamente. Ad esempio, vi faccio l'esempio per capirci meglio in questo groviglio, no? Un po' complicato. La madre di Rita, che si chiama Elisa nel libro, racconta, trova una confidente fissa in Rita per raccontarle appunto anche i propri amori, eccetera. Rita mente su questi, nel senso che per non ferire la madre, per compiacere l'interlocutrice, sostiene anche ciò che lei non crede, ad esempio che l'amante la corrisponda, eccetera, anche se lei questo non lo ritiene, ma per non ferirla, per pietà, tra virgolette, ambiguamente, dissimula, no? Dissimula. Ecco,
E così in tutte le altre relazioni, rapporti, dissimula per non ferire l'interlocutore, e cioè si scivola in un gioco di, tra virgolette, ancora un altro tema chiave di Piovene, malafede, diciamo, nelle relazioni, però onesta, nel senso che si presume o si crede o si finge, diciamo anche, di farlo per non ferire l'interlocutore. Ecco, questo concetto molto complicato, devo dire, no? Ecco, spero di essere riuscita a chiarire com'è sia fondamentale del libro. Allora, qui capiamo anche, il libro è anche pieno di, ci sono degli omicidi, dei tentati omicidi, Rita non si sa se uccida o meno un suo quasi amante, eccetera. Si confida con un padre spirituale, viene mandato un altro prete per capire da lei la verità, a poco viene fuori dalle varie lettere il complicato rapporto con la madre, eccetera, eccetera. Poi si ritiene che in effetti Rita abbia, non si sa se volontariamente o meno, ucciso il presunto fidanzato, amante, il suo, non quello della madre, e quindi viene condannata, si decide che non si deve monacare e la vicenda finisce tristemente, non può che finire tristemente, una vicenda così complicata, così anche molto particolare, ma questo è il clima tipicamente pioveniano. Finisce che la madre ne resta colpita molto, si ammala anche di una forma isterica, nevrotica, e la figlia si ammala a sua volta e dopo 1 anno o 2 di carcere muore. Ecco, così. Così si conclude la vicenda. È interessante e non è casuale che lui abbia scelto di raccontarla nella forma epistolare, perché questa forma asseconda, come potete capire, l'ambiguità. Non si può mai trovare, diciamo, il bandolo della matassa, non possiamo mai capire davvero che cosa è successo, perché i vari personaggi si scambiano delle lettere, ciascuno col proprio punto di vista, ma resta sospeso il punto fondamentale della verità, che forse non è così fondamentale, perché si privilegia l'ambiguità relazionale, che si specchia in questa struttura molteplice dove si affiancano molti punti di vista e non esiste un punto di vista. Questo è anche, però, possiamo dire, molto moderno, molto novecentesco. Se il Novecento è l'epoca della crisi, diciamo anche di ogni certezza, e della messa in scacco, almeno diciamo provvisoria ma profonda, dell'identità e della, diciamo, ragione, allora rispolverando questa struttura epistolare che si irrabbia e non ci restituisce una certezza, Piovene fa anche un'operazione decisamente moderna. Fissa però così in Lettere di una novizia il suo complicato e ambiguo universo sentimentale, relazionale e conflittuale, che perpetua in una serie di altri romanzi. Gli altri vi citerò molto brevemente, vi risparmio le trame, che comunque sono sempre molto complicate, sempre fondate su relazioni ambigue, spesso punteggiate da omicidi o tentati omicidi,
delitti vari che possono compiersi o solo essere progettati, ma che comunque incombono continuamente sulla scena con questo clima di conflittualità e diciamo di malafede e di dissimulazione e di pietà nel modo tutto pioveniano che ho cercato di accennarvi. Allora, un libro è Pietà contro pietà, Milano 1947. Abbiamo capito che pietà è una parola chiave, ma in questa accezione particolarissima. Milano 1946, vi ho detto, nella guerra, ambientato nella guerra, e anche questo raccontato in un modo molto strano, sono tutti quadri staccati, eccetera. I falsi redentori, Milano 1949, che si può dire proprio un fallimento narrativo, ambientato nella Vicenza la Gazzetta Nero, dimenticato subito dopo, anche quella una vicenda complicatissima, piena di inganni, menzogne e ambiguità. I falsi redentori, Milano 1949, ambientato nella casa vicentina, e anche lì vicende sentimentali in particolare, perché il groviglio relazionale tocca il massimo nel rapporto sentimentale amoroso, che è sempre disastroso, non si riesce mai a trovare una relazione amorosa, coniugale, sentimentale che sia complicata ma lineare, no? Ci sono sempre delle storture di fondo, ecco, delle ambiguità fortissime. Con i falsi redentori, che è anche piuttosto infelice, veramente, come lettura molto pesante, Piovene, diciamo, che arriva alla saturazione, no, di questa esperienza narrativa, e dice proprio: non scriverò mai più in questo modo. Il peso, diciamo, di questi suoi fantasmi sentimentali lo tormenta tanto che scrive proprio: scriverò di tutt'altro, non posso proseguire in questo modo. E infatti qui si interpone un lungo intervallo narrativo di cui evidentemente il narratore ha proprio bisogno, diciamo la verità, anche il pubblico, anche i suoi lettori, no? E sta parecchi anni senza scrivere cose narrative e in questi anni si dedica moltissimo alla produzione saggistica. Il Viaggio in Italia è proprio scritto in questi anni, e altri saggi sono scritti in questi anni, e la scrittura saggistica, che non mette più al centro questi suoi diabolici fantasmi personali, gli antichi ricordi, ricordiamoci anche che c'è di mezzo la colpa, se ci fu, del rapporto con Colorni, non essendoci più al centro della sua scrittura questa realtà così aggrovigliata, la scrittura saggistica risulta effettivamente molto più limpida e risulta come un itinerario di alleggerimento e limpidimento della scrittura di Piovene. Quindi i saggi ne escono molto più comprensibili, attraversabili e godibili. Il Viaggio d'Italia non ha nulla di fosco, è sempre un ragionamento sottile, ma è un libro godibilissimo, così come gli altri di saggismo che scrive in questo periodo. Quando ritorna alla narrazione lo fa nel 1963 con il romanzo Le Furie, pure molto complesso, ma certamente più risolto. Ma cosa succede? Il romanzo Le Furie ritorna sempre nei luoghi di Vicenza e dintorni, no? Non ne può fare a meno il narratore, questo ci dice anche l'ossessività
della sua ispirazione e del suo talento. Ma è dedicato alla moglie, Mimì, è intitolato, le furie sono chiaramente questi suoi fantasmi mentali, queste sue ossessioni, ed è dedicato a Mimì con il titolo, scusate, l'epigrafe dedica a Mimì, antagonista delle furie. Cioè lui riconosce in Mimì, Pavia, nella donna che finalmente ama dopo un matrimonio che ha avuto negli anni 30, che poi si è sciolto, eccetera, e tante relazioni infelici, riconosce in questa donna solare e, come dire, positiva, colei che può sconfiggere l'amore, diciamo, che può sconfiggere tutti i fantasmi del passato. Non è purtroppo del tutto così, perché l'ultimo libro che pubblica nel 70, Le stelle fredde, ancora ambientato a Vicenza e nei dintorni, cioè veramente no, però si immagina un altro paesaggio, ma noi vediamo che è Vicenza, a tutti gli effetti, che è la campagna intorno a Vicenza. Si chiama Le stelle fredde e segna come dire, un apice nichilista. Dominano le stelle fredde, l'inappartenenza, un pessimismo profondo, e quindi Mimì, l'amore di Mimì, la positività di questo amore, la grandezza effettiva di questo amore, non è bastato a riscattare tanti fantasmi. Ma perché nel frattempo c'è stato quell'episodio, quello scandalo veramente, che ha molto segnato l'uomo piovene e che ha segnato profondamente la carriera di Piovene. Come vi anticipavo prima, e ora ci ritorno, tra 61 e 62 escono alla luce, vengono dissepolti in un'epoca appunto in cui si disseppellivano i fantasmi della collaborazione col fascismo, eccetera, eccetera, la collaborazione più pesante con il fascismo. Vengono disseppelliti non solo l'adesione al fascismo, che era nota a tutti, ma questi veleni antisemitici. Non viene fuori del tutto la vicenda Colorni, però vengono fuori certe odiose parole antisemitiche e certi attacchi antisemitici espliciti e fortissimi di Piovene, che aveva recensito poi un libro Contra Iudeos di un intellettuale fascista, Telesio Interlandi, l'aveva recensito con grande consenso nell'anno delle leggi razziali, 1938, sul Corriere. Vengono tirati fuori questi articoli. Piovene stava pubblicando Le Furie, questo romanzo su cui si era tanto impegnato, che gli era costato quasi un decennio, e in cui riteneva di aver sconfitto i suoi fantasmi e le sue ossessioni, no? Dedicato appunto a Mimì, l'antagonista delle furie. Le polemiche che scoppiano, questo scandalo che scoppia in questo periodo, danneggia moltissimo Le Furie, che era candidato al premio Viareggio. Piovene teneva tantissimo perché lo riteneva il suo capolavoro, questo romanzo. Non vince il premio Viareggio, viene sconfitto perché si riteneva intollerabile che il romanzo di un autore con questo pesante passato potesse vincere il maggiore premio letterario, e Piovene è al centro di roventi polemiche, e inoltre
tenta di giustificarsi in un modo che gli nuoce, io credo, ancora di più, e cioè pubblica nel 62 un libro che si chiama, di Samci, che si chiama La coda di paglia, il titolo è già molto chiaro, con una lunghissima prefazione, con una lunghissima introduzione in cui cerca di spiegare, già sentendo nell'aria, non era ancora esplosa la polemica, e la prefazione della coda di paglia la attizza anziché sedarla, la polemica, in cui cerca di spiegare il suo comportamento rispetto al fascismo, ancora nel senso di una partita doppia, molto ambigua, che però dichiara a questo punto coraggiosamente, no? Però infelicemente dichiara questa partita doppia e la mette in questi termini che vi riassumo brevemente, poi ci metteremo a leggere le pagine e concludo. Questo attraversamento, scusatemi, molto lungo, ma perché lo scrittore è molto complesso, non è facile, non se ne può parlare dando per scontate tante cose. Allora, come spiega questo suo atteggiamento rispetto al fascismo? Lui dice, appunto, molti di noi, intanto non parla di sé, nel parlare di sé cerca di condividere, di condividere la colpa o comunque certe scorrettezze con altri intellettuali, no? Di chiamare in causa altri intellettuali. Molti di noi hanno aderito al fascismo pagando per viltà, lo dice esplicitamente, pagando il pedaggio con degli scritti pubblicati sui giornali, eccetera, e allude proprio alla recensione di Interlandi, al volume di Interlandi contra Iudeos, eccetera, eccetera, e alle varie prese di posizione che aveva assunto, ad esempio a favore accesamente della dittatura franchista, eccetera, all'epoca della guerra civile, dove lui era andato in Spagna a fianco delle camicie nere, però dice abbiamo riservato in questa partita doppia all'insegna di una programmatica ambiguità la parte più incorrotta di noi, la parte veramente incorrotta, alla nostra narrativa, dove sì abbiamo fatto giocare liberamente i nostri fantasmi e i nostri sensi di colpa. La nostra narrativa, e lui pensa propriamente alla sua, così fosca, così tormentata, così pesante anche, la nostra narrativa era fatta di male perché la vita è quello, no? Il male l'abbiamo raccontato, il male tra cui anche la colpa dell'antisemitismo, che non è mai affrontato come tema nella sua narrativa, però il rovello di questo l'abbiamo affrontato nella nostra narrativa, mentre siamo stati vili e come dire meschini e addirittura infami nelle pagine giornalistiche. Con ciò lui ritiene di trovare una giustificazione anche collettiva che invece in quel clima non regge, no? Non regge. Probabilmente è stato coraggioso nel dichiarare la sua viltà, nel cercare questa giustificazione che non tiene neanche del tutto, no? Perché questa doppia partita è difficile da accettare. Un Colorni, un uomo del rigore, non l'avrebbe mai accettata. Solo un Piovene
poteva ritenere, ha però nello stesso tempo il coraggio di autoaccusarsi, in un certo senso anche l'astuzia di autoaccusarsi, però non è un'astuzia che in quel momento sia per lui produttiva, no? Non funziona in quel momento. Ecco, adesso detto tutto ciò per spiegare questa figura molto complicata, io direi che possiamo leggere qualcuno dei suoi frammenti che ho scelto. Ecco, il primo che ho scelto è preso dal dattiloscritto che avevo potuto esaminare in casa Piovene quando avevo curato il meridiano delle opere narrative delle Furie. Questo brano riguarda il padre, figura, come vi ho detto, molto assente, che lui aveva cercato di mettere nelle Furie, lo mette nel dattiloscritto e poi non arriva al volume. Lo possiamo leggere. Uscito dalla clinica mi domando perché mio padre non sia mescolato a nessuna delle visioni che ho incontrato sui colli intorno a Vicenza, dove i colli bellici, dove ha fatto questa lunghissima passeggiata. Anzi, si è dileguato, come se anche da vivo non frequentassi i luoghi. Ho per lui una pietà di genere opposto che mi proibisce di stringerlo corpo a corpo, e così la sua storia è breve. L'ho amato, ho cessato d'amarlo e poi l'ho amato ancora. Cercò la solitudine nella natura, fece cattivi affari, vide poco lontano e non ebbe fortuna. Una figura modesta in fondo, no? Il racconto è finito. Il secondo motivo più potente viene da lui. È un uomo e basta, e rifiuta il mondo non suo delle picche e dei sassi. Lo rifiuta come mio nonno, sebbene in maniera più timida, biadendo fino a scomparire. Cioè una creatura evanescente con cui non ha avuto un intenso legame e non riesce quindi neanche a restituirlo sulla pagina. Il padre ritorna solo e diventa coprotagonista nelle Stelle fredde. Un padre non una grande figura, però lo mette finalmente in scena, ha il coraggio di metterlo in scena nell'ultimo libro che ha quasi un valore testamentario. Andiamo avanti. Volevo leggere qualche cosa ecco, il sesto, da Viaggio in Italia, quando vi dicevo che lui descrive, racconta in un modo molto nitido lo spirito dei luoghi, quello che possiamo chiamare il genius loci, anche facendo delle comparazioni. Qui ad esempio compara la diversità tra Veneto e Toscana. Vedete come mette insieme tanti elementi e alla fine sembra descrivere quasi delle persone, dei temperamenti più che delle regioni. Quella tra Veneto e Toscana è un'antitesi facile ma non per questo errata. Lo spirito toscano è dialettico, chiaro, prive di compiacenze, le relazioni con se stesse e con gli altri. Vi è un'ammissione dell'infelicità e quel giudizio crudo sulla realtà, sulla stessa natura umana, così meschino nei meschini, che però è il presupposto dei mistici e dei rivoluzionari. La punta delle idee e l'accettazione del vero possono spingersi fino alla crudeltà, al fanatismo, alla deformazione. Quindi Toscana, un realismo crudo,
a volte perfino fanatico. Come vedete c'è anche molta fantasia, no, in questa. Però vi accorgete com'è afferrabile tutto ciò. La civiltà del Veneto è piuttosto sentimentale, che significa appagamento e delizia in se stessi, affondamento voluttuoso nella propria natura. Ecco, vedete che ritornano un pochino le cose che abbiamo detto. Un paesaggio, personaggio, rifiuto di accettare l'infelicità e riconoscerla, e perciò scarsa inclinazione a mutare. Non per nulla la civiltà veneta è soprattutto coloristica. Pensiamo a Tiziano, no? Pensiamo alla grande pittura veneta. Architettonica, pensiamo al Palladio, e idillica, scarsa di apporti filosofici e letterari dello stesso valore. La si avverte anche dal paesaggio, ecco il tema del paesaggio, dovunque presente nel Veneto come una persona viva. La sensazione d'essere penetrato nella mia terra venendo dalla Lombardia, appena passato il lago di Garda, in me si ripete ogni volta e non si attenua mai. Mi accorgo poi sempre di esservi, dal velo lievemente esotico, di esserci arrivati, dalla luce semi-orientale che si distende dappertutto, sulle colline che precedono le Alpi o si alzano dalla pianura, sulle piazze delle erbe dove la cacciagione dorata, verdastra, rossastra mescola i suoi colori alla frutta e agli ortaggi, sui nuvoloni gonfi che recitano temporali, pari ai signori nei palazzi, ecco tutti i suoi miti, no? Sulle lune barocche che si affondano nelle valli acquitrinose della costa. È una fantasia dell'Oriente, di una delicatezza che non ha l'Oriente vero. Nel Veneto anche il paesaggio è per metà natura e per metà quadro, vive e si guarda vivere e si compiacce di se stessa. Andiamo alla fine, Bassano, citiamo, niente ombre drammatiche né luci forte, colore e luce media di quadro. La strada che va da Treviso a Bassano, fiorando Masere ed Asolo, è uno dei grandi modelli del paesaggio italiano. Costeggia le colline più molli del Veneto, coperte d'uve pittoresche, e ha lo sfondo delle montagne. L'indole degli abitanti è dolce, sebbene, come in tutto il Veneto, lievemente stizzosa. Ecco, come vedete, veramente un paesaggio, personaggio, però di una sottigliezza, di un'intelligenza, di una ricchezza veramente ammirevole. Poi possiamo leggere qualche altra cosa. Forse questo, la qualità fondamentale. No, ma leggiamo, andiamo più avanti perché abbiamo poco tempo. Io non vedo più il direttore. No. Sì, allora facciamo. No, ma questo non lo vedo più. Devo leggere qualche cosa sul barocco. Ecco ad esempio queste pagine sul barocco che sono bellissime. Quello di Torino è un barocco giusto e sicuro. Guardate che appunto la descrizione che lui fa, bellissima, sembra che lui racconti una persona, perché ne rintraccia la tipologia temperamentale e morale, più che raccontare
un fenomeno d'arte o di natura. Quello di Torino è un barocco giusto e sicuro. Leggiamo questo e poi chiudiamo. Com'è? Anche quello leggese. Sì, no, questo è tutto quello del barocco. Tutti i paragoni che lui fa tra le varie forme barocche che rintraccia nel suo viaggio in Italia. È un barocco giusto e sicuro, dovizioso ma senza ebbrezza, senza capriccio né teatralità né follia, cioè il piemontese austriaco, no? Ho provato a Torino la speciale narcosi che viene dalla regolarità luccicante, un piccolo escoriale narcoticamente funebre con i suoi ori, marmi, statue. Sono le tombe dei Savoia a Superga. Ne emana un fastoso cuppio di soldi, un nichilismo religioso. Il barocco siciliano invece è vitale e ardente, ricco di sogni, appare tutto ricamato, direi trapunto, nelle finestre, nei balconi, nelle balaustre e le grate, a capricci, fantasie, lirismi che si direbbero moreschi, a romanticismi claustrali, delicatezze voluttuose. Vedete com'è bella questa prosa, no? Però anche nitida, finalmente nitida. Viene da un popolo che esprime nel barocco la propria indole, non in una fase del gusto, ma in tutta la propria storia. Perfino i templi greci, e qui naturalmente esagera, fantastica, però è estremamente affascinante, sono intrisi in Sicilia di un barocchismo naturale. Mentre il leccese è un barocco speciale e non ha nulla a che vedere con quello di Roma, né con quello ardente e chimerico, aggettivi bellissimi, di alcune città siciliane. Il barocco leccese si può raccontare così: non è strutturale, tanto che nelle chiese accetta per lo più la forma delle chiese romane del secolo XVI, ma la nasconde sotto una cascata d'ornamenti. La facciata di questa chiesa gronda di ornati, come se gli esecutori non si decidessero mai a staccarne la mano. Roma, tutti gli stili possono essere conosciuti altrove, ma non conosce il vero barocco che non vede Roma. Il barocco fu come una traduzione nell'arte dello slancio che portava l'uomo a conoscere la natura, sperimentarla, interpretarla, viaggiarla. Si direbbe che nel barocco l'artista voglia trasformarsi in pianta, acqua, fuoco, leone, elefante, serpente, gemma, minerale raro, paese esotico, per sperimentare tutto, e sperimentare se stesso sotto 100 travestimenti, sorprendersi e stupirsi con le proprie trasformazioni. Quindi il barocco anche come arte della metamorfosi. Ora, se volete vi leggo un passaggio bellissimo, l'ultimo, della Luna, sulla Luna. La sera è calata, e ci lasciamo con la Luna, che è una delle immagini che più ritornano in Piovene. Forse proprio per il suo fascino, come dire, un po' anche inafferrabile, per il mistero. La sera è calata, la Luna è sorta. Come sempre mi chiedo perché la Luna, dappertutto la stessa, sia diversa secondo il luogo da cui la si guarda, come sono diversi i volti umani. Credo che soltanto guardandola, se mi svegliassi d'improvviso su una terrazza, capirei dove sono. La Luna di Parigi, dove lui ha vissuto a lungo, tutta disegno, quasi giapponese, se è rossa, scintillante, se è bianca, elegante come una gemma. La Luna patetica di Milano, quella d'abbazia, sepolcrale, che si riflette nel Tamigi. La Luna di Trieste, sentimentale, ottocentesca, si accorda con il grigio dell'incrociatore, con il bianco del molo e con il moderato neoclassico della città. È amica del Viale 20 Settembre,
che sa di musica viennese, canzonette ballabili, con la sfilata del caffè, delle birrerie, dei bar, dei ristoranti riparati dagli alberi. Bellissimo.